Io penso che l'ambiente è il più grande cantiere d'Italia che si potrebbe aprire e potrebbe dare da lavorare per decine d'anni a decine e centinaia di migliaia di persone. Ed è il cantiere del futuro, perché per ambiente non si intende solo la cura del territorio, ma anche lo sfruttamento delle risorse naturali, anche il turismo, anche il ripopolamento di un terzo del territorio italiano, cioè tutta la parte centrale dell'Italia, che praticamente è uno straordinario serbatoio di cultura e anche potrebbe essere un grande produttore di energia. Noi potremmo essere il paese che produce più energia con le fonti rinnovabili di tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi puntare sull'ambiente significa puntare sul futuro, per come la vedo io. Ma secondo te siamo carenti di informazioni e di conoscenze, ad esempio per l'utilizzo dell'energia che viene dalle fonti rinnovabili, come si dice, come tanti dicono? Siamo molto carenti. Se lei considera che l'unica trasmissione che ha dedicato una prima serata 2 ore intere al tema delle energie rinnovabili è stata presa diretta ormai quasi un anno fa, e nel frattempo sì, ogni tanto se ne parla spesso sui giornali, nelle rubriche anche, ma insomma non sta nelle priorità del dibattito politico italiano, no? Mentre ci dovrebbe stare. Certo. E i cittadini che ruolo hanno? Enorme, come sempre. Sono degli eroi i cittadini italiani, perché continuano comunque a informarsi, a cercare, a mobilitarsi. Ad andare in bicicletta al lavoro in mezzo allo smog. Il punto non sono i cittadini italiani, il punto è la classe dirigente di questo paese.